Buonasera Antonio. Sei felicissimo, Che faccia lugubre. Buonasera. Viva Antonio e anche a Lugago. Ormai lo scudetto cucito sulla maglia, mister. No, cioè sì. Anche lei, no? Cioè, sì. Dopo questo risultato sono al 10° cielo. Al 7º, vabbè. Ieri abbiamo festeggiato fino alle 9:55. Ecco, mi raccomando. Perché... C'era tanta contentità nello spogliatoio e siamo contenti, insomma. Sì, siete contenti, bene, Sì. bene. Sì, Sì? approfitto Sì. per fare un tanto di capelli ai ragazzi, a questi ragazzi che hanno regalato veramente un calcio di straordinaria bellezza, No? Bellezza. belle trame di gioco, Sì. con vittorie nette e senza favoritezze. Sì, senza favoritismi, ma su quello ci Devo sarebbe un po' da insomma, dire. Finalmente, dopo tanti anni, Certo. stiamo togliendo il podestetismo al regno della Juventus. Sì? Ma con tutta onestà Sì? mi ride anche il cuoio capellino. E invece, mister, ieri c'è stato però un episodio, questo gol annullato a Faraoni, che insomma ai più è sembrato veramente regolare. Cosa si sente di dire a riguardo? Insomma. Perché un po'... A parte il fatto che non mi piace, insomma, parlare delle decisioni arbitrali. Sì, quando le fa... Vabbè, sì, Ho sempre avuto un ottimo rapporto con gli arbitri. certo. Non mi sono mai lamentato No. e non ho mai avuto nessuna diverbitezza Diverbio. con nessun arbitro. Però Sì. riguardo all'episodio di ieri, Ecco. secondo me voi avete visto un'altra moviola. Come un'altra moviola? Cioè si vede benissimo che Cosa? Faraoni prima di saltare Sì? dice caccaculo No! ad Andanovic. Andanovic si distrae e ok. mentre si distrae Faraoni tira fuori un'altra mano, Sì. Ma come un'altra mano? forse quella di Elio, la tira fuori e tocca il pallone con la mano. Cadendo giù si vede proprio che butta la mano fuori dal campo. Quindi secondo me andava annullato, ma l'hanno visto un po' tutti. È come se tu vai in discoteca alle cupole, No, anche lei. cioè con la tua maglietta a strisce e un macchinone, no? Bella musica, balli di gruppo, 4 vigliacche sul cubo. Sì, L'abbiamo già sentita Infatti, questa. bella serata. Sì. Poi arriva ora di andare a casa sì. e tu sali sul tuo macchinone, Ecco chi era. esci dal parcheggio, ingrani la prima, a un certo punto, tum! No, ma no, E scusi. dici, cos'è successo? E vedi un poveraccio davanti a te con la Palio Weekend. No! Allora che sappiamo deve- chi è. Che dici, questo deve aver fatto retromarcia per far sembrare insomma che era colpa mia, hai per farci capito. pagare danni e rimettere a posto fiangate di suoni bottoni. No, mi sa che la Allora sappiamo tu la scendi storia. e gli Sì. dici, ma tu guidi come vecchiotto con capelli? Guarda come hai ridotto il mio macchinone. Guarda, Adesso mi paghi i danni. Anche. Vedi? E il poveraccio Che ti fa? risponde in un italiano stentato Stentato, e ti non dice, stentato. ma tu sniffi la scagliuola. E mi dice, hanno visto tutti che sei stato tu, adesso io chiamo la polizia. Vedi? Allora lui chiama la polizia, Perché vuole la onestà. polizia arriva, va da poveraccio, Sì. non lo considera nemmeno il poliziotto poveraccio, si avvicina a te e ti sì? fa complimenti per la bella maglietta a strisce e per il macchinone e anche per i capelli. Poi va da poveraccio e dice, guarda, c'era buio, Anche lì, ma no. nessuno ha visto, sembra che tu hai fatto apposta Ma e quindi pesta. hai torto e non c'erano testimoni. Ma allora il poveraccio ti guarda, sì. rododendosi dentro, Rododendosi dentro il fegato, e insomma finalmente chiariscono la verità. La varità anche E lei. il poveraccio ti guarda, tu sorridi e accendi 2 macchinone e riparti con fierezza. Allora la morale qual è? Qual è la morale? Se hai la maglietta a strisce e il macchinone, quasi sempre hai ragione. Ho capito. Questo è quello che io penso. Ho capito. Abbiamo veramente sentito l'altra campana, Bisogna sempre vedere le varie Sì. puntatezze di vista. Punti, proprio quello. certo. Mister, però la barba il vero Conte non ce l'ha, fa notare Chicca. Effettivamente Chiga ha
un occhio di lince. Oh, ma io mi rodo dentro la mattina, dagliela. a un certo punto viene fuori Bobo Vieri dall'armadietto, hai capito? Allora ti fa prendere quello spavento che il giorno dopo ti cresce. Ti cresce la barba. Abbiamo capito. Grazie mister. Grazie mister, grazie della sua onestità, come dice lei. L'onestità prima di tutto. Assolutamente. È sempre stato il mio motorino. Guarda. In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.